Buongiorno a tutti, sono Paolo Zucca, un medico veterinario, psicologo, mi interesso di etologia, comportamento animale e in particolare di interventi assistiti con gli animali, ovvero pet therapy. Oggi pomeriggio parleremo dell'importanza della relazione dell'uomo con gli animali, la natura e l'ambiente. L'importanza sia in termini di salute, quindi di benefici per la salute, ma anche in termini di benefici per lo sviluppo della nostra specie, perché è stato dimostrato che i ragazzi che crescono a contatto con la natura e hanno contatti con gli animali riescono a sviluppare maggiormente tutta una serie di competenze che sono estremamente importanti nella vita adulta. Ad esempio, manifestano maggiore empatia perché stando vicino e a contatto con un animale riescono a comprendere meglio il comportamento degli altri. Ci sono tantissimi aspetti positivi ovviamente di queste interazioni, ma l'importante a mio avviso non è solo capire come si fanno gli interventi assistiti con gli animali, il grande problema è capire perché si fanno, cioè quali sono i fondamenti evolutivi per cui la nostra specie ha questo interesse innato verso la natura. Bene, sin dagli anni '80 del secolo scorso è stato dimostrato che questo fenomeno avviene su base genetica e la teoria che spiega dal punto di vista della psicologia evoluzionistica questo processo è la biofilia, cioè il fatto che la specie umana ha un interesse innato verso la natura. Poi non è detto che l'interesse si manifesti sempre in un approccio positivo, ci può essere anche qualcuno che ha delle forme biofobiche. Tuttavia, conoscendo quali sono le regole di base del perché funziona, noi riusciamo a vivere meglio. La pet therapy è un sottoinsieme della biofilia. Il concetto di fondo è che noi abbiamo due sistemi nervosi autonomi, diciamo così, che fanno quello che vogliono, non riusciamo a controllarli in maniera cosciente, il simpatico e il parasimpatico. Il simpatico è il sistema che noi attiviamo quando combattiamo, quando corriamo, quando scappiamo da un pericolo. Il parasimpatico è il sistema che si attiva quando noi mangiamo, quando siamo rilassati, quando dormiamo. Lo stile di vita odierno, che ha fatto aumentare le ore di lavoro medie di una persona, qualsiasi essa sia il suo impiego, dalle 4-5 che storicamente 10.000 anni fa avevamo come specie alle 10-12, ha sbilanciato il sistema nervoso simpatico a sfavore del parasimpatico. Per cui il contatto con la natura e con gli animali permette di bilanciare nuovamente questo equilibrio che attualmente è a favore del sistema simpatico, cioè viviamo in una situazione di stress continuo. Lo stress va benissimo perché ti permette di uscire da un momento di pericolo, da una situazione pericolosa, ma deve durare poco. Se dura tantissimo diventa una malattia. Ecco che il contatto con la natura e con gli animali permette di riequilibrare questi due sistemi e portarci verso una sorta di equilibrio, omeostasi, ma non solo permette di riequilibrarlo, ma permette di riequilibrarlo in tempi molto brevi. La presenza di un animale domestico all'interno di una stanza fa abbassare la pressione arteriosa alle persone presenti. E vi direte, ma perché? Beh, c'è una spiegazione evolutiva. La spiegazione è molto semplice. Se questo animale, che di fatto, ad esempio un cane, è il naso dell'uomo e che è stato con la nostra specie per migliaia di anni, sta tranquillo, vuol dire che non ci sono pericoli. E io questo lo percepisco a livello inconscio, non lo percepisco a livello conscio. Per cui un altro fattore importante è che questo approccio di interventi assistiti con gli animali, ma più genericamente parlando di esposizione o riesposizione dell'uomo alla natura, funziona anche verso coloro i quali non ci credono, perché non c'è bisogno della parte cosciente del cervello per far funzionare questo tipo di stimolazione. E quindi, riassumendo, oggi pomeriggio cercheremo di parlare del perché queste cose funzionano, perché soltanto capendo il perché, poi dopo puoi passare al come farle.